non ho chiesto, ciao, non ho chiesto che zona fosse. Come ti chiami? Matteo, Matteo, tu invece da dove vieni? Napoli, Napoli, che zona? Voglio sapere. Posillipo più o meno. Ah, ok, quindi comunque vicino. Dicevo questo. Una descrizione su Kvara, cioè una mia ipotesi. Vai, vieni, guarda anche in camera. Così. Allora, secondo me quella della lombalgia è una cavolata. Perché? Perché quando hanno fatto la rapina della macchina, per entrare in casa l'hanno praticamente drogato col gas, perché generalmente si fanno queste, così si fanno le rapine per le macchine, e quindi se lui facesse il test dell'antidoping risulterebbe positivo, e quindi hanno dovuto per forza fargli saltare le gare di campionato per non farlo rischiare. Quindi questa è una tua ipotesi. No, non è proprio un'ipotesi, l'avevo ipotizzato già prima, poi mi è stato confermato anche da fonti vicine al... Ah, quindi hai avuto anche delle conferme. Sì, l'avevo ipotizzato. Vabbè, queste le parole del nostro amico Matteo, poi Ovvio che... magari uscirà un giorno la verità. Però ho detto no, di solito fanno così i furti d'auto perché ne fai parte. certo. C'eri anche tu quella sera a Cuma. No, ho sentito più... Scherzando. No, però comunque sì, so che a volte si vede anche nei film, no? Capita che addormentano le persone. Sì, quello poi è un farmaco che se poi fa le analisi esci dopato. Questa è appunto la notizia del nostro amico Matteo. Però credi che, vabbè, chissà poi quale sarà la verità, però comunque al momento la notizia ufficiale è che Kvara ha la lombalgia, quindi ha ancora problemi alla schiena, ma Matteo, Elmas al posto di Kvara... Che poi il padre in un'intervista mi pare disse che è successo qualcosa di... cioè non mi ricordo ora. Ha detto è successo qualcosa di che non vi abbiamo raccontato, una cosa del genere. sì. Quindi sì, vabbè, magari diciamo che le parole del padre potevano essere evitate perché ha solamente creato più Certo. più caos, però vabbè. Diceva, ok, informazioni ufficiali sono uscite, ve le commento insieme a te, Matteo, prima di farti andare, non so in che settore sei, però le leggiamo insieme. Il sostituto di Kvara sarà Elmas, ma il resto della formazione è Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, quindi Mario Rui ancora out, Lobotka, Anghissà, Zielinski, Lozano, Osimhen e Elmas. Quindi che ne pensi? E Lozano sta in un periodo in cui, cioè, si è visto anche la scorsa partita, può fare bene e può essere una buona opzione rispetto a Raspadori a sinistra.